premiazioni vere. Come vedete, ma magari spieghiamo prima il premio. Giorgio, è l'unico che lo sa spiegare. Cosa che c'è dentro? Contenuto e contenitore. Contenuto e contenitore, niente. Allora, quando è nata l'idea avevamo pensato di prendere un vino, un altro vino, eccetera, eccetera. No, qualche ora fa. E allora Fabio aveva pensato a un vino ormai stagionato. Essendo un qualcosa di nuovo, no, un inizio, abbiamo pensato di mettere invece dentro un vino che anche lui è alla fase iniziale. Abbiamo ripiantato dopo alcuni anni del Raposo Piave nella variante che da noi si chiama Friularo. La prima vendemmia è una vendemmia 2009 e l'abbiamo provato, riprovato e ci siamo convinti che forse era il caso per questa occasione di usare questo vino. Se noi lo bevessimo subito probabilmente sarebbe alquanto aspro. Alquanto aspro, come ha detto qualcuno là in fondo, no? Però abbiamo anche pensato che siccome dovrà rimanere per molto tempo all'interno della bottiglia, poteva essere il vino adatto e sia perché è un vitigno del luogo, sia perché è una lunga tradizione, sia perché può resistere a un lungo invecchiamento. Per cui chi vincerà la bottiglia si è già impegnato, o ci impegniamo per lui, a berla qua assieme, per cui non potrà berla da solo, no, in una festa che faremo magari tra 10 anni e quindi apriremo quella bottiglia assieme tra 10 anni. Cosa sta scritto nell'etichetta? Sì, adesso. Perché è tutta una poesia. Sull'etichetta c'è scritto che questo vino sarà felice di incontrare, dopo aver lasciato la sua camicia attaccata al vetro, una distesa di costicine e di fette di polenta brustolita. Questo potrebbe anche realizzarsi qui in mezzo. Quello che è importante invece in quella bottiglia sono due ricordi. E quel ricordo che c'è quell'opera che c'è davanti è del maestro Cudin, Gianni Cudin, che adesso non vedo, anche se la mia è tanto magra e non è neanche trasparente, però c'è in circolazione. E ha fatto questa sua composizione molto allegra e che speriamo abbia lo stesso successo che ha avuto un'altra etichetta che scherzando aveva fatto, che poi è stata premiata come migliore etichetta italiana nel lontano 97. Per quanto riguarda invece la parte superiore c'è un altro ricordo di un cittadino dei Colli, Durante, voi ve lo ricordate, che avendo studiato, che aveva fatto quella moneta, aveva battuto quella moneta, quella nella versione moderna, personalizzata da Ballotta, ma non dalla trattoria Ballotta, ma che non è proprio quella originale, e lui studiando lo Statuto delle Nazioni Unite aveva visto che un popolo che ha unità di territorio, di lingua, di religione, di tradizioni, eccetera, eccetera, aveva diritto allo Stato di nazione, poteva battere moneta e così via. Lui da questo aveva nel suo orticello ha detto: qua è casa mia, sono da solo, nessuno avanza niente da me, posso dichiarare l'indipendenza della Val Pianzio, e da là aveva recuperato il diritto di battere moneta e quindi aveva fatto quei 5 schei del Mona che lui ricordava a tutti quelli che incontrava. Quindi ecco, questo ricordo che Fabio ha voluto riprendere è stato inserito nella parte apicale della bottiglia per dire insomma che qualche volta dobbiamo guardare le cose in maniera un po' disincantata. Quindi il vino è un inizio, sopra quella moneta è una certezza, chi vincerà la bottiglia più grande sa che è già un impegno, per tutti gli altri c'è la possibilità di tenere quell'opera di Gianni come ricordo di questa serata, che penso sia stata molto piacevole per tutti. Dobbiamo dare un grande applauso a tutti quelli che hanno partecipato e sottolineavamo prima una cosa, che è bello vedere anche tanti volti nuovi che di solito si muovono anche poco, quindi è bello averli portati in questa occasione. Grazie a chi ha avuto l'idea e speriamo che